Sciolto il Consiglio Comunale di Zoagli, la Prefettura ha nominato commissario la dottoressa Ornella Sansalone. A lei il compito di traghettare l'amministrazione verso le elezioni nel 2020. Chiusura per la viabilità in via Moggia a Lavagna. Dalle 22 di sabato alle 6 di domenica traffico deviato lungo via Caperana a Chiavari. Chiuso anche il casello A12 domenica notte solo in entrata. Siria, Ucraina, Venezuela, l'ambiente e la vita della Chiesa russa. Al centro dei colloqui fra Papa Francesco e Vladimir Putin, il pontefice ha parlato di sincera e gioiosa soddisfazione. Maria guarisce lo spirito e poi il corpo. Il pellegrinaggio degli ammalati alla cattedrale ha coronato i festeggiamenti in onore di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Questa sera speciale Noi Chiesa. Dante Fiumana Bella, la manifestazione che celebra il legame tra il sommo poeta e il territorio del Tigullio, arriva alla seconda edizione. Chiavari, Neirone e San Colombano Certenoli, i comuni che ospitano la rassegna. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Il comune di Zoagli è stato commissariato. Con un provvedimento firmato oggi, il prefetto di Genova, Fiamma Spena, ha sciolto il consiglio nominando commissario la dottoressa Ornella Sansalone, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Genova. Nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per riduzione dell'organo assembleare e per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio. Queste le motivazioni scritte nel provvedimento. Sentiamo. Prenderà possesso degli uffici di piazza 27 dicembre nei prossimi giorni la dottoressa Ornella Sansalone, nominata oggi con decreto prefettizio nuovo commissario del comune di Zoagli. Con le dimissioni dei consiglieri di maggioranza e l'impossibilità di far subentrare eventuali non eletti, passo deciso dalla maggioranza dopo la sospensione del sindaco Franco Rocca a seguito della sentenza di primo grado sulle spese pazze in regione, sono venuti meno i numeri in consiglio comunale. A far compiere questo passo, sancito oggi con lo scioglimento dell'assemblea da parte del prefetto Fiamma Spena, l'assenza di dialogo tra gli uffici e l'amministrazione e l'impossibilità ad usare i fondi perché bloccati. Per questo, nell'ultima settimana di giugno, il vice sindaco Carlo Cassani, l'assessore Massimiliano Amantini e i consiglieri Giordano, Marchi, Galli e per ultimo Sacco avevano deciso di rassegnare le proprie dimissioni da consiglieri. Altri, per una loro eventuale surroga, non c'erano più, di qui la decisione del prefetto. All'attuale responsabile dell'area terza della prefettura di Genova, che si occupa di applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, di affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio, dunque il compito di traghettare il comune verso le elezioni della primavera 2020. Per lei compiti di ordinaria amministrazione. I primi documenti però che si troverà sopra la scrivania saranno sicuramente quelli contabili del comune, con un bilancio predisposto in queste settimane dal commissario ad acta, nominato dalla stessa prefettura per venire a capo di una situazione complicata e difficile già prima della sospensione del primo cittadino. Ad oggi il comune non è riuscito ad approvare in tempo utile il bilancio preventivo, doveva essere fatto entro il 31 maggio. La prossima scadenza sarà ora il 31 luglio, quando i comuni dovranno discutere in consiglio di un eventuale riequilibrio dei conti. Entro quella data il commissario Sansalone dovrà decidere il quadro dei provvedimenti da adottare per riportare in pareggio un quadro finanziario, da quello che sembra di capire, sicuramente non roseo. E un lungo consiglio comunale ieri sera a Chiavari ha affrontato il capitolo area ex Italgas, sulla quale la proprietà costruirebbe una palazzina di 7 piani. Nel corso della seduta, lungo scambio di osservazioni fra maggioranza e opposizione. Per l'ex sindaco Levaggi, infatti, il PUC predisposto dalla sua amministrazione comunale avrebbe consentito di realizzare nell'area verde pubblico e posteggi. Una versione che viene respinta dal primo cittadino di Capua, che ha portato in consiglio il parere legale dell'amministrativista Rusca e la conferma del vice direttore generale della pianificazione territoriale della regione Liguria, Pierpaolo Tomiolo, secondo i quali in ogni caso, anche se fosse stato vigente quel piano urbanistico, la legge sul piano casa su cui si basa il progetto in questione lo avrebbe comunque superato e quindi la realizzazione della palazzina si sarebbe potuta effettuare. Di Capua ha inoltre annunciato di aver scritto al capo di gabinetto del Ministero della Giustizia e al sottosegretario alla Giustizia Ferraresi chiedendo di verificare
verificare se sussistano difficoltà a costruire abitazioni private in prossimità di un carcere e di uffici giudiziari. Ha chiesto inoltre al dirigente dell'urbanistica del Comune di effettuare tutte le verifiche del caso anche alla luce del parere legale acquisito. E stamattina raggiunto al telefono si è detto soddisfatto anche l'ex sindaco Levaggi, secondo il quale il confronto è stato lungo ma utile, e ha aggiunto: ora bisogna lasciar passare il passato perché la pratica è già passata in commissione edilizia. Piuttosto occorre che l'amministrazione blocchi l'iter e magari convochi un tavolo per ridiscutere il tutto. Vigileremo affinché questo avvenga. Sono 263 gli interventi contro il dissesto ambientale approvati e finanziati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali. Dei 315 milioni di euro stanziati, 10 milioni e 132 mila euro andranno alla Liguria per cantieri che interessano 5 comuni. Tra questi comuni rientra quello di Borzonasca, a cui andranno quasi 400 mila euro per lavori di consolidamento dell'abitato di località Prato sopra la Croce. I temi della viabilità adesso. Resterà chiusa una notte, dalle 22 di sabato alle 6 del mattino successivo di domenica, la viabilità in via Moggia a Lavagna, all'altezza del casello autostradale. L'interruzione è necessaria per la prosecuzione dei cantieri per la realizzazione della nuova rotatoria. Il traffico urbano verso Cogorno e l'entroterra verrà deviato lungo la strada di Caperana a Chiavari. Negli stessi orari di sabato resterà chiuso l'accesso al casello autostradale, sia in entrata che in uscita. Si replica invece domenica notte, ma questa volta sarà inaccessibile solo l'entrata al casello della 12. Facciamo il punto. Due gli step in cui si procederà. Si inizia sabato. Cosa verrà effettuato? Allora, abbiamo previsto la chiusura dell'autostrada, ottenuta appunto autorizzazione della società stessa, che ci ha garantito la chiusura sia in entrata che in uscita per il giorno sabato 6 luglio, dalle ore 22 del sabato alle ore 6 della domenica. Contestualmente, negli stessi orari e lo stesso giorno sarà chiusa, cioè sarà interdetta la viabilità anche in via Moggia, in corrispondenza del cantiere. E per il giorno successivo invece, quindi dalle ore 22 della domenica alle ore 6 del lunedì, verrà chiuso solo in entrata il casello dell'autostrada e quindi la viabilità in via Moggia riprenderà regolarmente. Diciamo che i disagi maggiori si potrebbero avere nella notte tra sabato e domenica. Sono stati coinvolti comunque anche gli altri comuni sui quali verrà comunque deviata il traffico? Assolutamente, abbiamo fatto le comunicazioni ai vari comuni di Carasco, Cogorno e Chiavari e anche a tutti gli enti di soccorso, e quindi il 118, Vigili del Fuoco, e saranno in servizio in prossimità del cantiere 2 unità della nostra polizia locale, e ci sarà anche la collaborazione da parte dei volontari della protezione civile per gestire appunto al meglio eventuali situazioni di traffico. Questi provvedimenti sono necessari per proseguire con i cantieri. Nello specifico che cosa verrà fatto? Si procederà alla disposizione dei sottoservizi e di conseguenza saranno interventi che coinvolgono fognature, acquedotto e luce sostanzialmente. L'idea appunto è stata quella di coinvolgere le varie ditte nella stessa notte per evitare ulteriori chiusure, e abbiamo appunto utilizzato questo weekend in considerazione del fatto che questo è un incrocio molto frequentato soprattutto dal traffico pesante durante la settimana, e in considerazione anche del fatto che a Lavagna per questo weekend non sono previste grosse manifestazioni, quindi abbiamo tenuto conto anche dell'aspetto turistico. Il caldo continua a farsi sentire, non sembra dare tregua, almeno in questo fine settimana. Oggi cielo sereno poco nuvoloso su tutto il tratto costiero, qualche nube in più sui rilievi e nell'entroterra. Le temperature si sono mantenute intorno ai 24-32 gradi su tutta la regione e qualche grado in meno solo sulle vette delle Alpi Liguri e dell'Appennino di Levante. Da oggi fino a domenica 7 il bollettino nazionale sulle ondate di calore indica un livello giallo di attenzione per il caldo.
caldo. La pioggia dovrebbe farsi vedere finalmente metà settimana prossima, staremo a vedere. Nuovo dirigente per il liceo Marconi del Pino di Chiavari. Dal prossimo anno scolastico Paola Salmoiraghi sarà la preside dell'istituto, proviene dall'istituto comprensivo Oltrarno di Firenze e prenderà il posto di Daniela Loero che va in pensione. Nel documento pubblicato dall'ufficio scolastico regionale per la Liguria si leggono poi le conferme di Glauco Berrettoni alla guida dell'istituto Caboto di Chiavari e di Carlo Lesino al comprensivo Chiavari 2. Nuovo incarico invece per l'attuale dirigente dell'istituto comprensivo di Cicagna, Giovanni Gimelli, che viene destinato al comprensivo di Avegno, Camogli, Recco e Uscio. È attivo da questa mattina a Coreglia Ligure un nuovo sportello ATM Postamat. Alla presenza del sindaco Ermano Noce e dei responsabili della filiale di Genova 1 Levante di Poste Italiane è stato inaugurato il nuovo servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Permette di effettuare diverse operazioni senza doversi recare ad uno sportello. Intanto è pienamente operativo sul territorio comunale di Coreglia il portalettere a domicilio. Nei giorni lavorativi la portalettere Luigi Cavagnaro, percorrendo in media quasi 60 km, si sposta nelle frazioni del comune consegnando ai quasi 300 residenti pacchi, corrispondenza, ma anche grazie ad un palmare in dotazione, fornendo la possibilità di effettuare tutta una serie di operazioni finanziarie e postali come ad esempio il pagamento di bollettini, la possibilità di ricaricare SIM telefoniche, la spedizione di raccomandate o la consegna di patenti di guida e carte di identità elettroniche. La cronaca adesso, la polizia ha arrestato a Rapallo un 43enne straniero irregolare pregiudicato sospettato di essere l'autore dei numerosi furti in abitazione messi a segno in queste settimane nei quartieri collinari della città con un modus operandi sempre uguale, piccoli fori sulle finestre usando un trapano e la ricerca di oggetti di valore nelle case, spesso anche con i proprietari all'interno. Le forze dell'ordine sono risaliti a lui grazie ad un frammento di impronta digitale a cui la polizia scientifica è riuscita a dare un volto. L'uomo così è stato riconosciuto dagli agenti del commissariato di Rapallo e fermato durante uno degli appostamenti, mentre a bordo di un'auto stava quasi sicuramente raggiungendo il luogo dove avrebbe messo a segno un altro colpo. Nella successiva perquisizione, nel suo alloggio, è stata trovata refurtiva riconducibile ad almeno 3 furti in abitazione, già riconosciuta dai legittimi proprietari. Si trova ora associato al carcere circondariale di Genova Marassi. E ancora la cronaca che andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria, evasione fiscale tra bed and breakfast nelle Cinque Terre, avevano dichiarato nelle loro strutture ricettive un numero di posti letto inferiore rispetto alla realtà, un trucchetto che aveva complessivamente permesso di evadere oltre 1 milione di euro di ricavi non dichiarati tra il 2016 e il 2017, oltre a un'IVA corrispondente per 140.000 euro. La Guardia di Finanza della Spezia ha scovato così alle Cinque Terre e nella Riviera Spezzina operatori turistici non in regola che proponevano le loro stanze o case vacanza sui siti internet e social network. Incrociando dati e segnalazioni, comprese le recensioni di turisti stranieri, i militari nell'operazione Black Lens sono arrivati a individuare centinaia di soggetti, di cui 24 già controllati nei primi 6 mesi dell'anno. L'80% aveva dichiarato un numero di posti letto o camere inferiore a quello ufficiale. E a Casarza una donna di 61 anni, abitante del comune, è stata denunciata per falsità materiale commessa da privati e truffa. A far partire le indagini la denuncia del suo convivente, un uomo di 65 anni. I carabinieri hanno accertato che la donna dal 2014 al 2017 si è impossessata di un'ingente somma di denaro mediante la vendita di beni. Sempre all'insaputa del 65enne convivente avrebbe incassato la liquidazione di una sua assicurazione sulla vita, falsificandone la firma. Voltiamo pagina adesso, l'attenzione alle tematiche ambientali, la vita della Chiesa in Russia e soprattutto i nodi dell'attualità internazionale, ovvero la Siria, l'Ucraina e il Venezuela. Si è parlato di tutto questo nell'incontro tra Papa Francesco e il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il direttore ad interim della Sala Stampa Vaticana, che ha anche parlato di sincera e gioiosa soddisfazione riferitagli dal pontefice stesso. Vediamo.
La questione ecologica, le tematiche dell'attualità internazionale riguardo Siria, Ucraina e Venezuela e alcune questioni di rilievo per la vita della Chiesa cattolica in Russia sono stati i temi dei colloqui in Vaticano nell'udienza di Papa Francesco al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Il capo del Cremlino, arrivato al Palazzo Apostolico, è stato accompagnato dall'arcivescovo Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia, nella sala del tronetto dell'appartamento pontificio. Qui Francesco lo ha accolto con una calorosa stretta di mano per poi passare nella biblioteca per l'incontro privato che ha durato circa un'ora. Nelle conversazioni è stata espressa soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali ulteriormente rafforzate con la firma di un protocollo d'intesa che riguarda la collaborazione tra l'ospedale Bambino Gesù e gli ospedali pediatrici della Federazione Russa. Al termine il saluto e lo scambio dei doni. Il pontefice ha illustrato al capo di Stato una medaglia che commemora i 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale e ha regalato anche quella del 6° anno di pontificato. Quindi ha consegnato una copia del messaggio per la giornata mondiale per la pace, le esortazioni apostoliche Gaudete ed Exultate Christus Vivit, il documento di Abu Dhabi sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune e infine un acquaforte che raffigura la Basilica Vaticana e Piazza San Pietro. Il presidente Putin ha donato un'icona dei Santi Pietro e Paolo, un libro fotografico e la copia di un film del regista russo Andrei Konchalovsky. Veniamo adesso in diocesi. Il pellegrinaggio degli ammalati alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto corona tradizionalmente i festeggiamenti in onore di Maria. Domenica le feste di Luglio a Chiavari si concluderanno con la messa di ringraziamento per la Società Operaia Cattolica che avrà inizio alle 10. Maria guarisce prima lo spirito e poi il corpo, è stata la riflessione proposta dal Vescovo. Sentiamo. La Madonna guarisce prima nell'anima e poi nel corpo. Sono le parole pronunciate dal Vescovo in occasione del pellegrinaggio degli ammalati in cattedrale che corona le feste in onore di Nostra Signora dell'Orto. Monsignor Tanasini ha spiegato che Maria è colei che consola e aiuta nelle situazioni di dolore e di sofferenza, perché è attenta agli uomini e non li trascura. A volte, ha detto il Vescovo, la guarigione fisica si accompagna ad una vita rinnovata. Altre volte non c'è un intervento diretto sulla malattia, ma sentiamo fiducia e un sostegno nuovo. Questo è l'aiuto di Maria che appunto guarisce prima nell'anima. In questo senso, ha precisato il pastore della diocesi, tutti siamo ammalati perché tutti portiamo ferite interiori. Sia Maria, ha concluso, a guardarci nel cuore e a guarirci l'anima. Per me diciamo che nello spirito mi ha guarito veramente. Mi sono veramente affidata a lei, proprio con tutta me stessa, e ogni anno per me è diverso venire qua, ma vengo qua sempre più con fede perché è un po' come ricaricare le pile. I nostri ammalati sono sotto la protezione della Madonna di Lourdes, della Madonna di Fatima, e noi nel limite del possibile li accompagniamo sempre in questi santuari. Certo, accanto al dolore fisico, che magari è evidente in alcuni, in tutti noi c'è sempre qualcosa di interiore, di dolore, di magari cose che non vanno come noi vorremmo, e affidandoci a lei speriamo che ci aiuti. Siamo tutti un po' malati. Siamo tutti malati, chi nel corpo, chi nello spirito, abbiamo tutti qualcosa da chiedere. Senta, ma che aiuto è per lei la preghiera? Tanto, tanto. Mi aiuta ad andare avanti, tanto conforto. La mia Madonnina mi aiuta sempre, sempre. Questa sera l'appuntamento con la rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa sarà interamente dedicata alle feste di Luglio, di Chiavari e di Rapallo. Ripercorreremo le celebrazioni di questi giorni. Potremo seguire anche un'intervista al Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, al termine dei festeggiamenti. Ricordiamo che il Vescovo salirà domenica al Santuario Mariano di Montallegro per lo scioglimento del voto. La messa avrà inizio alle 10:30.
Ed entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Siro nell'omonimo quartiere di Santa Margherita Ligure, notizia che andiamo a leggere anche sul nostro sito. Questa sera alle 21 il canto del Vespro, la riflessione e la benedizione eucaristica. Domani mattina alle 10 l'offerta dei fiori al Santo da parte dei bambini. Sempre sabato ma alle 18 la messa celebrata da Don Salvatore Bizimana. Domenica la messa delle 10:30 sarà celebrata da Monsignor Mario Rollando. Alle 21 il Vespro, la processione accompagnata dalla banda cittadina e la benedizione eucaristica. In occasione della festa di San Siro, il comitato di quartiere organizza 2 serate, stand gastronomici oggi e domani in piazza San Siro a partire dalle 19, musica alle 21:30 e domenica dalle 23 lo spettacolo pirotecnico a cura dell'associazione Sparata San Siro. Sabato sera sarà consegnato per la prima volta il riconoscimento Margheritin d'Oro in ricordo delle famiglie Giussani e Repetto. Varese Ligure invece si prepara a festeggiare Nostra Signora della Visitazione. Sabato, domani alle 18, ci sarà la benedizione dei bambini e l'offerta dei fiori alla Madonna. Alle 21 i Vespri solenni. Domenica, giorno della festa, le messe saranno alle 8, 10:30 e 18. Alle 21 la recita dei Vespri alla presenza del Vescovo di La Spezia, a cui seguirà la processione con le confraternite liguri. Alle 23:30 lo spettacolo pirotecnico. E anche quest'anno la diocesi è chiamata a raccolta per celebrare il 13° anniversario dell'addio a Donnando. Domani al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno a partire dalle 18 sarà possibile visitare la camera del fondatore dell'Opera Madonnina dei Bambini. Alle 19 il vescovo presiederà la Santa Messa, a conclusione della quale ci sarà appunto la consegna del premio Bontà che quest'anno è stato assegnato ad una religiosa, Suor Adalgisa Truffelli delle Gianelline di Chiavari. Vediamo. Da 48 anni la conosciamo bene e a lei vogliamo molto bene per questa vicinanza. In tutti questi anni ha dato la vita per gli altri, diffondendo gioia e bontà a tutti quelli che incontrava. Sarà consegnata nelle mani di Suor Adalgisa Truffelli, la 10ª edizione del premio Bontà Donnando Negri. Lei era direttrice della scuola infermieri di Chiavari per molto tempo, per molti anni, ma al di là della sua professione, ecco, si è sempre messo in evidenza il suo fare con amore, con servizio per gli altri, e di questo appunto ne ha preso atto la Commissione quest'anno, dando a lei appunto questo riconoscimento, con riconoscimento direi di tutta una vita. Sabato pomeriggio al villaggio del ragazzo il Tiguglio è chiamato a raccolta per celebrare il 13° anniversario dell'addio a Donnando. A partire dalle 18 sarà possibile visitare la camera del fondatore dell'Opera Madonna dei Bambini. Alle 19 il vescovo presiederà la Santa Messa, alla conclusione della quale ci sarà la consegna del premio e degli attestati di qualifica ai ragazzi della formazione professionale. Ancora una volta un momento importante per rinvigorire i valori che stanno alla base dell'opera voluta da Donnando. Quest'anno, per ragioni tecniche di lavori, la celebrazione avverrà nel primo cortile di accesso al villaggio ed è per questo che abbiamo scelto di posticipare l'orario alle ore 19 di inizio della Santa Messa, perché almeno ci sia un po' d'ombra se non potremo garantire la frescura. L'accesso potrebbe essere anche a nord del centro attraverso il posteggio del Basco, comunque sarà segnalato. L'invito è a tutti di essere presenti per quanto è possibile, proprio per un momento bello di preghiera, di lode, di ringraziamento, di conferma di tutte le motivazioni più belle a continuare il cammino che Donnando ci ha insegnato con il suo esempio. I frati cappuccini di Chiavari celebrano domenica la giornata missionaria. Le sante messe nella chiesa del convento di frati di Viale Tapani saranno celebrate alle 9:30, alle 11:30 e alle 18. Nel pomeriggio di sabato sarà aperta la mostra di oggetti vari allestita nel chiostro del convento. La mostra si potrà visitare per tutto il pomeriggio di sabato a partire dalle 16 e per l'intera giornata di domenica.
La cultura adesso, seconda edizione per la manifestazione Dante Fiumana Bella 2019, l'omaggio al sommo poeta con eventi culturali e spettacoli in 3 località del territorio. Il 7 luglio a Neirone sarà presente Vittorio Sgarbi, il 13 luglio a Chiavari lo spettacolo dell'autore e dell'attore Giancarlo Giannini con il musicista Andrea Bacchetti. Infine il 21 luglio a San Colombano Certenoli Cesare Flamigni e Giovanna Violanti reciteranno canti danteschi. Vediamo la presentazione. Celebrare Dante partendo dal suo legame con il territorio ligure. Questo è il fine principale della manifestazione Dante Fiumana Bella. Il legame deriva dal celebre verso della commedia «Intra Siestri e Chiaveri s'adima una Fiumana Bella» e vede la partecipazione dei 2 comuni citati, Chiavari e Neirone, e di San Colombano Certenoli, che in località Scaduglia ha il ponte dedicato proprio al sommo poeta. Un'occasione anche per legare, grazie ad una rassegna culturale, i comuni dell'entroterra con la Riviera. Potremo vedere insieme momenti di musica, di spettacolo, ma vivere anche momenti più legati a delle specificità del territorio. Mi piace ricordare il fatto che Chiavari sia legata a una tradizione di fumettisti importanti, e presenteremo insieme a Stefano Biglia un suo lavoro molto importante, appunto dedicato a Dante e alla Fiumana Bella. Per il territorio del comune di Neirone una manifestazione così imponente e così di valore culturale non si era mai vista. È stato frutto di un lavoro dell'amministrazione comunale di Neirone negli anni scorsi, e siamo stati bravi a far recepire il discorso di Siestri, il comune di Neirone. Come dico, mio padre già nel 1981 aveva avuto questa intuizione di dedicare a Dante il ponte di Scaruglia per un motivo fondamentale. Intanto il ponte si trova sul torrente Lavagna, e che è la Fiumana Bella citata da Dante nella Divina Commedia. Per il territorio è un evento importante, in quanto è un motivo per far conoscere al di fuori della Liguria, diciamo così, il nostro comune, che ha tantissime cose interessanti sia dal punto di vista naturalistico e anche dal punto di vista storico. Domenica la Cappelletta della Madonna del Ramaceto compie 70 anni. L'anniversario sarà celebrato in vetta con una Santa Messa presieduta da Don Marco Gattorna. Era il 1949 quando Gino Foppiano fu promotore della costruzione dell'edificio. Alla celebrazione parteciperanno domenica anche una rappresentanza degli alpini di Cecagna, di cui Foppiano faceva parte. Uno sguardo adesso agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 6 luglio. Mangia Trekking organizza un'escursione notturna sul Monte Gottero per vedere l'alba in vetta. Partenza alle ore 2:30 dal passo della Cappelletta Ilvarese Ligure. Concerti all'alba è la rassegna curata dal Comune di Chiavari e dagli Archi all'Opera del Teatro Carlo Felice. L'inizio alle 5:45 sul lungomare Scala. Raccolta il sangue a Santa Margherita Ligure. L'autoemoteca Avis sarà nella piazza del Comune dalle 8 alle 12. Apertura del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Su prenotazione è possibile richiedere un servizio didattico gratuito. Inaugurazione della mostra d'arte del pittore chiavarese Marco Zuccheri alle 17 nella Galleria Cristina Busi in via Martiri della Liberazione 195. Torna la rassegna Teatri Levante, donne percorsi da Santa Caterina a Bocca di Rosa. Alle 18 sarà inaugurata la mostra d'arte Rinascita Blu al Museo del Mare di via Portobello di Sestri Levante. In occasione della Notte Rosa a Sestri Levante, l'autrice Daniela Tresconi presenta il suo romanzo Il sigillo delle 100 chiavi, alle 18 ai Bagni Liguria. Seconda giornata del Premio Bindi a Santa Margherita Ligure. Dalle 18 sul palco del lungomare si esibiranno i finalisti Daniela Liperti, Lamine, Leanò, Francesco Lettieri, Nevruz, Sale, Micaela, Tempesta e Il Terzo Istante. In serata verrà anche assegnato il premio Bindi New Generation all'artista Venerus. Aperitivo con l'autore a San Michele di Pagana d'Apallo, con ospite Giacinta Cavagna di Gualdana, che presenterà il suo libro La storia di Milano in 100 luoghi memorabili. Dalle 18:30 l'autrice dialogherà con Enrica Melossi, Alessandra Rotta e Francesca Lang.
Festa patronale di San Siro a Santa Margherita Ligure. Dalle 19:30 in piazza San Siro saranno presenti stand gastronomici e musica. Alle 21:30 prima premiazione del Marghitin d'Oro, in ricordo delle famiglie Giussani e Repetto. In piazza Bertamino a Bonassola andrà in scena lo spettacolo Odissea un racconto mediterraneo con Amanda Sandrelli, l'inizio alle ore 21. La parrocchia dei Santi Gervasi Protasi a Rapallo ospita il concerto dell'ensemble Rapallo Musica con il coro polifonico della Basilica, l'inizio alle ore 21. In piazza Marconi a Lavagna si terrà il concerto a cura dell'associazione Ti sposto le nuvole, inizierà alle 21. L'associazione sportiva dilettantistica Queen Cycling organizza una serata di spinning in piazza Azoagli, dalle 21:15 alle 23. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i terremotati di Visso. L'agenda di Telepace chiude questa edizione di Tigulli Oggi, l'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione di Tigulli Oggi, continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.